Una notizia bomba è arrivata questa sera a Napoli, e i tifosi del Napoli sono già in fermento. Siamo tornati con un altro elettrizzante aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, il nostro impegno è quello di portarvi le informazioni più recenti e d'impatto da dietro le quinte. Prima di tuffarci in questo argomento scottante, non dimenticate di lasciare il vostro like e di abbonarvi per rimanere aggiornati su tutto ciò che accade nel mondo del Napoli. Oggi abbiamo una rivelazione che sta scuotendo i corridoi del club e che sta creando un vero e proprio scompiglio tra i tifosi. Sì, c'è qualcosa di grosso dietro le quinte del Napoli, e voi vorrete sapere tutto. Secondo il quotidiano Tutto Sport, l'attaccante Victor Osimhen non sarà un giocatore della Juventus nella prossima stagione. Il club torinese aveva anche preso in considerazione la possibilità di ingaggiare la stella del Napoli, ma le cifre in gioco hanno raffreddato la trattativa. La clausola rescissoria stipulata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è di circa 75 milioni di euro, oltre a uno stipendio considerato troppo alto dai bianconeri. Di conseguenza, la Juve ha iniziato a guardare ad altri obiettivi e sta concentrando le sue attenzioni su Ademola Lookman dell'Atalanta, il cui prezzo iniziale si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha già avviato i colloqui con il club bergamasco e sta cercando di trovare un accordo con l'anglo nigeriano. Nel frattempo, il Napoli è in trattativa con il Manchester United, che ha mostrato interesse per Osimhen. La Premier League sembra sempre più vicina alla destinazione dell'attaccante, su cui da tempo speculano i club inglesi. Se il trasferimento dovesse concretizzarsi, il Napoli non solo ci guadagnerebbe molto, ma si aprirebbe anche uno spazio per il rinnovamento dell'attacco guidato da Antonio Conte. Il tecnico vuole rinforzi per entrambi i reparti dell'attacco e nomi come Kevin dello Shakhtar e Kulusevski del Tottenham sono già nel mirino. L'eventuale partenza di Osimhen segnerebbe la fine di un ciclo importante per il club e l'inizio di una nuova fase. E ora vogliamo sentire voi, tifosi del Napoli, cosa ne pensate della decisione della Juventus. Il Napoli dovrebbe cogliere l'occasione e provare a portare Osimhen a Napoli? O il destino della stella è già segnato con un trasferimento in Inghilterra? Commentate qui sotto e partecipate alla discussione. Perché questa finestra di mercato si preannuncia come una delle più intense degli ultimi tempi.